conoscete queste scene, ma certamente è proprio Quattro passi fra le nuvole. Dio ce la mandi buona. Il film che ha entusiasmato le platee, che ha suscitato gli applausi più spontanei e più vivi e decretato il successo di uno dei nostri più dotati registi, Alessandro Blasetti. Quattro passi fra le nuvole è il vero precursore del neorealismo italiano, un classico della cinematografia internazionale. Cos'è questa fotografia? La semplice storia dell'evasione spirituale di un uomo di città, la sua breve parentesi campagnola, con tutti i suoi piccoli dissidi, i suoi drammi, le sue gioie infinite. Un capolavoro di umanità. C'è da pagare il calzolaio che ha risolato le scarpe ai ragazzi? No. E il conto del fornaio, la pigione. Sì, per adesso non posso darti che questi. Vuol dire che i conti li pagheremo alla fine del mese quando riscotterò le provvigioni. Qui comando io. E ormai anche tu devi obbedire. Papà, niente da fare. Ho sospeso tutto, sono andato a perdere. Anche la trebbia, no? Anche la trebbia. E allora evviva degli spasi! E il figlio? Ma insomma, che c'entrate voi? Ho lasciato libero d'andarvene, ho anche ringraziato. Che altro volete? Quattro passi fra le nuvole, con Adriana Benetti e Gino Cervi, il capolavoro di Alessandro Blasetti.